E che facciamo? Aiù, calmatevi con WhatsApp che sto facendo video fine primo tempo. Ah già, ma allora fai lo spirito di contraddizione, vuoi fare? Ti dicono che è troppo... non c'era equilibrio perché la coppia era troppo offensiva, serviva uno tra Diawara e Allan, e tu invece poi li metti tutti e due. E in regia non c'è né Zielinski né Fabian, né Hamsik. Quindi centrocampo molto più fisico. Forse troppo. Vediamo se hai ragione tu. Io le devo dire tutto, c'ho l'ansia. C'ho un po' di ansia e il capello lo testimonia, vedete qui? Allora, malissimo. E il motivo per me è uno, al di là degli interpreti, siamo prevedibilissimi. Prevedibilissimi. Prendere il gol ci sta pure. Maximovic non ha tenuto la posizione, quindi sta succedendo un macello tra Maximovic e Koulibaly. Nel senso, chi sta innanzi, chi sta a rete, no, ma vai, chi... Maximovic dà l'impressione che vai tu, chi sta veloce, io non lo piglio. E comunque si è fatto pure a Koulibaly, sto Piontek. Forte, fortissimo. Ma no, Iva Zanicchi, ma che fa l'Italia? Salvo solo Diawara perché si sta facendo vedere, sta impostando semplice, però sta sempre là e dà una soluzione, ma non mi sta piacendo nient'altro. Insigne sta tirando male, Milik zero, sparito dalla circolazione, brutto Gulam, male. La cosa più bella che ho visto finora è Mertens che incoraggia un ass. Figuratevi un po'. Allora, riorganizziamo un attimo le idee perché qua... Allora, due cose. Prima cosa, sono contento di non avere alibi e di non, cioè, di non dover parlare di arbitri, di schifezze, di VAR, di cose, perché questa è una debacle sportiva a tutti gli effetti. Parliamo di tattica, di posizioni in campo, di giocatori, di prestazioni dei singoli giocatori, eccetera, eccetera. Quindi possiamo analizzare questa cosa qua. Adesso ci sarà la caccia al colpevole. Ancelotti non va bene, i giocatori non vanno bene, il pappone non va bene. Dovremmo fare dei distinguo per essere un attimo obiettivi e non buttare a mare tutti i panni o creature, non mi ricordo come. Allora, se è vero come è vero che il Napoli fino ad oggi, almeno in Serie A, ha il record di tiri in porta, il maggior numero di tiri in porta, quindi sono occasioni da gol, però non abbiamo il migliore attacco, quindi cosa vuol dire? Che il Napoli costruisce, arriva al tiro, ma non segna quanto potrebbe. Questa cosa significa una cosa semplicemente, una sola, che i giocatori, per quanto noi siamo affezionati, per quanto ci hanno fatto vivere emozioni incredibili e sono andati oltre i loro limiti nell'ultima stagione specialmente, non sono dei top. Il top player, che cos'è? Il top player è un giocatore che ha la tecnica di Insigne, che però non si prende pause. Il top player è uno che ha la fisicità di Milik e non sbaglia una partita, ne sbaglia una su 30. Il top player è il centrocampista che ha la capacità di Allan di mordere la caviglia e lo fa sempre. Cos'è il top player? Il top player è la continuità. Perché i giocatori si fanno pagare 10 milioni all'anno? Perché non sbagliano mai. I nostri hanno delle ottime potenzialità, ma il problema, al di là di alcuni, per esempio Isai non ha il fondamentale del dribbling e non ha un buon cross. Non ci puoi fare niente. Ti garantisce paradossalmente però una continuità di rendimento sempre intorno alla sufficienza per l'impegno, eccetera, eccetera. Quindi si sopperisce con quello. I giocatori nostri un pochino più estrosi, vedi Insigne, vedi Mertens, vedi Callecon, vedi Zielinski, hanno delle capacità tecniche sopraffini, sopra la media. Il problema è che non le mettono in pratica sempre. Questo cosa vuol dire? Che quando poi arrivi davanti alla porta devi fare gol, perché se non lo fai non sempre avrai il coniglio che esce dal cilindro. Perché è stupido prendersela con i giocatori, secondo me, perché cosa vuol dire? Non credo che Insigne non volesse fare gol oggi, ci ha provato, non era indolente, ha tirato quasi sempre lui. Però la tirata in gol a Donnarumma o in curva o male. E Insigne non sa toccare il pallone, lo sa fare. Entrano in gioco altri discorsi psicologici, lo stimolo, la voglia di andare, di raggiungere un obiettivo, cosa che era il nucleo del miracolo fatto l'anno scorso, perché ci credevano così tanto da dover dare il 200% ad ogni partita, concentrati, cazzimmosi. Questo è successo l'anno scorso, con una squadra bene o male allo stesso livello di quest'anno, se non leggermente inferiore, perché Fabian Ruiz vale 2 volte Jorginho. Ora però entriamo nel discorso Ancelotti. Se è vero che abbiamo fatto il maggior numero di tiri, sarà merito di Ancelotti che li sa mettere in campo e sa orchestrare la squadra?
oppure si lascia solo all'estero dei giocatori. Questo adesso è il nocciuolo della situazione. Qualche merito ce l'avrà, ma se la formazione cambia così tanto, sempre, vengono a mancare delle certezze tattiche che probabilmente giocatori che non hanno la continuità, giocatori che non sono i top player, ad un certo punto soffrono, perché Insigne si gira e non vede Cagliacon che taglia, e nessun altro, perché quando c'è Fabian Ruiz là, l'interpretazione del ruolo è diversa. Fabian Ruiz sta dentro. Idem con Zielinski quando sta sull'esterno sinistro, stava dentro. E sono due giocatori che in maniera naturale si accentrano. Ecco perché la formazione contro il Milan con Zielinski e Fabian Ruiz centrali non ha funzionato male. C'era abbastanza equilibrio, perché loro naturalmente riescono a giocare lì. Il Milan non attacca, quindi tu non è che devi avere l'incontrista che recupera palloni per avere equilibrio. Il Napoli voleva fare la partita e bene o male l'ha fatta. Siamo stati molto più pericolosi con il Milan in campionato che non stasera, nonostante si fosse iniziato con l'equilibrio, con Diawara e Allan addirittura, quindi non dovevano proprio passare a centrocampo. Eppure, due lanci lunghi a scavalcare, si può dare la colpa a Maksimovic, si può dare la colpa a Koulibaly. A me ha dato l'impressione che Maksimovic, non essendo al Biol, mentalmente, sempre mentalmente la continuità, avesse paura e quindi Koulibaly dovesse sopperire le sue mancanze e quindi si intercambiava chi sarà da pigliare a Piontek, vai chi, vai tu. E questo ti fa perdere un tempo di gioco e quando è un giocatore veloce e pronto, che la cazzima e con che la tecnica, ti fa 2-0, il Milan si butta tutto dietro, stile Lucchese, Foggia, che è quello che devono fare con le loro caratteristiche bassissimi, non hai profondità, abbiamo fatto 260 cross tutti sui difensori, o bassi o alti, non c'era modo di farli arrivare agli attaccanti, e tanta confusione in fase di costruzione di gioco. Il giocatore più pericoloso nel secondo tempo è stato Adam Unas. Come è stato pericoloso? Prendendo il pallone sulla destra molto largo, accentra dribbling e tiro. Questo non è uno schema, è un'interpretazione del ruolo. Quindi se tu sei Robben, probabilmente tu dribbling e tiro 2-3 volte, la quarta volta fai gol. Se sei un as, le devi provare 10 volte probabilmente per fare gol. Loro a porta un portiere ce l'hanno e quindi quando un as l'ha presa bene, Donnarumma l'ha presa. Io credo che questa sia la situazione. Allora bisogna trovare gli stimoli per dare quel qualcosa in più che i giocatori non hanno in campionato e in Europa League, perché a questo punto l'Europa League, signori, diventa ma così importante psicologicamente, perché altrimenti qua ci facciamo due coglioni così e non vediamo il bel gioco e non vediamo prestazioni esaltanti e non vediamo un giocatore tipo Higuain che faceva 6.000 gol su lista e non ci come ci esaltiamo, come ci divertiamo a guardare questa squadra? Solamente ci divertiamo solo perché fa il turnover e li mette tutti in campo? Non è un divertimento per i tifosi. Quindi bisogna ritrovare gli stimoli. Ancelotti deve fare quadrato, deve dire ai ragazzi di impegnarsi di più e probabilmente meno esperimenti. In campionato in teoria si potrebbero anche fare perché c'hai un vantaggio, quindi puoi anche ancora stabilire. Probabilmente ecco che ci siamo nell'anno di transizione. Perché l'anno di transizione? Perché Ancelotti ha visto i giocatori a Rovan, Yuka, dove possono giocare, quali sono all'altezza e quali no, e fare poi il mercato di conseguenza a giugno, perché come stanno le cose è un purpurri, è un macello. Si pestano i piedi, quando ha messo Mertens, Milik, Insigne, Unas, anche Cagliacon con Fabian Ruiz, sei stato più pericoloso? No, probabilmente meno pericoloso. Se il Napoli avesse giocato un'altra ora non avrebbe segnato. Mi ha dato questa impressione qua, non so voi cosa ne pensate. Dai la palla a uno e si deve inventare un fatto, e questo lo può fare Allegri, perché Dybala, Cristiano Ronaldo, Cancelo, Piani, quelli se li inventano un fatto perché sono i giocatori che guadagnano 10 milioni, sono pagati per questo. I nostri rendevano al meglio con uno spartito scritto che ti porta a fare le cose semplici e studiato a tavolino 9 volte su 10 ha funzionato. Con velocità, con cazzimma, con voglia di arrivare. Non ho le soluzioni, Ancelotti le deve trovare, ha l'esperienza per trovarle e non vorrei la corsa al chi non sa grossa, Maksimovic è un pack, Diawara non serve a niente. Non servono neanche a noi queste cose qua, bisogna capire in prospettiva dove vogliamo andare ad apparare, perché questa squadra ha le potenzialità per battere il Milan, non c'era bisogno del top player. Il Napoli non ha bisogno di Cavani per battere il Milan, però ha bisogno di una squadra che ci crede, un'organizzazione di gioco probabilmente più definita, idee più chiare, perché così mi sa che sono tutti in confusione, giocatori in primis. Non lo so se Ancelotti è in confusione, ma i giocatori li vedo molto molto confusi. Da New York, Valerio Fluido, è tutto, e meno male che è tutto, perché oggi mamma Carmine, male capa, malissimo.